Sono arrivati al Lido di Venezia in più di 60 persone e il gruppo Bevanda Malamocco, ormai un'istituzione nel panorama rugbyistico nazionale, ha preparato per loro nell'incantevole borgo di Malamocco un'accoglienza da grandi campioni. Il Benetton Rugby, al gran completo, 42 giocatori, staff tecnico, sanitario e dirigenti nell'antico borgo di Malamocco, amato dal fumettista Ugo Pratt. A coordinare l'accoglienza il vicepresidente vicario Cristiano Capponi, con la Voga Veneta Lido che ha organizzato una simpatica regata con le altre remiere cittadine, Remiera Canottieri Canareggio, Remiera Casteo, Club Nautico San Marco e Canottieri Giudecca, che hanno prestato le loro caroline. Speriamo che questa giornata campale sia una giornata che si possa ripetere nei prossimi anni e che sia di bene augurio per la prossima stagione agonistica. Non ci resta che dire forza Leoni. Ai remi, in una regata in 3 manche, i giocatori e lo staff tecnico, equipaggi misti composti da 6 persone, 4 rugbyisti e 2 soci delle remiere partecipanti. Per noi queste attività diverse dal rugby sono fondamentali per costruire lo spirito di squadra e penso faranno la differenza una volta che la stagione inizierà. Ci sono grandi aspettative dopo la vittoria dell'anno scorso della Rainbow Cup, per cui siamo tutti molto carichi ed eccitati per l'inizio della stagione. Durante il pranzo, svoltosi nel giardino all'interno della sede, all'aperto, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti, coach Bortolami ha tenuto un bel discorso alla squadra per caricare il gruppo alla vigilia dell'inizio stagione. Vi ringrazio per l'ospitalità e veramente la genuinità della vostra gesto di accoglienza che ci avete fatto oggi. Quindi spero che i ragazzi vi ringrazino prima di andare via personalmente, uno per uno, e sicuramente saremo qui l'anno prossimo se ci vorrete con voi.